È rientrata a casa nella notte sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I familiari preoccupati perché la giovane 26 anni era in stato confusionale. Hanno tentato di calmarla, di sostenerla, poi hanno cercato aiuto nei carabinieri. Una nottata difficile che sembrava essere superata. Invece la mattina seguente la 26enne ha manifestato l'intenzione di un gesto estremo, quindi è scappata di casa. Immediatamente è stato allertato il 112. Sul posto sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri che hanno cercato la 26enne, rintracciata poco distante davanti al supermercato Aldi in Viale della Repubblica, in stato di alterazione. I militari dell'Arma si sono fermati, le hanno parlato. Con loro anche i sanitari del SUEM 118. Tutto davanti ai clienti del supermercato. Ho visto una signora dietro il ciglio della strada che era in difficoltà e questo ho visto, insomma. Ma che cosa faceva questa signora? Era in piedi e parlava con gli operatori sanitari e con la polizia. Era, diciamo, in abbigliamento Agitata. estivo, sì, un po' agitata, sì. La giovane è stata poi fatta salire in ambulanza e trasportata all'ospedale. Un intervento immediato di carabinieri e sanitari che ha scongiurato che questo momento difficile della 26enne potesse trasformarsi in una tragedia.